Buongiorno a tutti, mi trovo a Meana per la loro bellissima manifestazione. Vedete, alle mie spalle c'è un murale. I colori di questo abito tradizionale a me ricordano un po' quelli di un altro paese, e cioè Arezzo. Ed è proprio di Arezzo e di una loro golosità che vi voglio parlare. Se siete curiosi, aio, beniga di gontu. In un bel contenitore di rame, qui è in corso la preparazione del sugatou, il croccante. Abbiamo incontrato un bel arizzese. Grazie. È lui che preparerà il croccante tra un attimino. Bravissima. Com'è Mario? Com'è Mario? Buono. Oltre alla preparazione di quel particolare croccante, ce n'è una grande varietà di prodotti. Guardate come sono invitanti. Grazie. E questi? Grazie. Questi sono i vari gusti. Ciao, ciao. Il croccante alla pistacchio, mandorle. Questo al pistacchio si chiama anche della sposa. Questo è una pinolata di Arezzo con una spruzzata di nocciola e il cioccolato fondente. E questo è pistacchio con nocciola sempre di Arezzo, una spremuta di pistacchio senza colorante. Di miele d'arancio con una spremuta di pistacchio, torrone col cioccolato fondente e torrone alla Nutella di Arezzo. Questo invece? E questi sono cioccolati vari, di tutti i tipi, fragola, bianco, fondente, Insomma, ce n'è per tutti i di tutti i gusti. tipi. Guardate anche questi come sono invitanti, il pistacchio intero, mandorla intera e nocciole intere. Vai, adesso prepariamo il caramello salato. Ora lo facciamo andare in temperatura e quando è pronto ve lo faccio vedere con i vostri occhi tutti quanti. Vedete che sta utilizzando un mestolo di legno, rame e legno. Brava. Allora, gli ingredienti che ci sono semplici: acqua, sale e zucchero. E sale uso sale rosa dell'Himalaya. Vedete? Perché è l'unico composto. La luce non permette di mostrarvelo bene, comunque è rosa, ve lo assicuro. Stati ultimi, brava. Vado? Queste sono pistacchi e nocciole. È una graniglia. Vado sì a scaglie. State facendo Cari giovani, prendete spunto, che questi mestieri stanno andando in estinzione, anzi veramente questa è un'esclusiva. Brava. Ha semplicemente, come dire, modificato la tradizione. Cos'è il gatto? No, La percentuale dello zucchero, l'ha appena detto, è del 30%. 30%, bravissima. Ma quelli sono pinoli mandorle nocciole. Vedete la maestria di chi è capace? Io avrei avuto sicuramente gli avambracci già ustionati. L'ho imparato ieri, per quello. Poi vi racconterò la mia prima esperienza con Sugatou, ma in un altro video. Croccante della sposa, in onore del mio trisnonno, perché nel 1968 l'aveva creato ed è diventato famoso in questi paesi perché l'aveva creato per la nipotina che si doveva sposare. Poi, siccome non c'erano ancora le farine, quelle cose lì, giallose, quei tempi non esisteva niente, e aveva inventato un dolce simile per quei tempi lì e l'avevano poi chiamato per fare appunto i matrimoni in giro. Quindi adesso abbiamo lasciato quel nome lì. Anche se il nuovo nome ce l'ho già pronto io, a livello internazionale, sì. L'avete cambiato? No, questo lo lascio per la Sardegna, poi quando vado all'estero c'ho il nome nuovo. Anche perché devono capirlo anche gli altri cos'è, altrimenti cos'è che fare la sposa. Scusa, ma la domanda è quella che ti fanno. Certo. Devi adeguare. Capisci? Un po' di verata a loro, se vuoi vendertelo. Siccome a La me mi prima ha interessa sembrato quel con pubblico, un grandissimo coltello, io lo chiamerei uno spadino, e adesso invece lo sta appiattendo con un mattarello gigantesco anch'esso. Con l'elio di castagno, d'altronde arrivano da Arezzo, di che cosa brava, poteva cosa essere vuoi che prodotto? uso?
Voi non l'avete visto, ma questo grande spadino l'ha passato anche sotto, ecco qua, in questo modo. E adesso lo sta anche capovolgendo. Ed ora con un coltello più piccolo sta passando al taglio. Il prodotto è finito. Ringraziamo Boris per la simpatia e la gentilezza e a Buona giornata. Ciao! Ciao.